Ritorno al passato per il Lascari Cefalù che si affida nuovamente alle sapienti mani di Claudio Grimaudo dopo le dimissioni di Mister Nardi e affronta tra le mura amiche del campo sportivo di Lascari la Luntina, una partita assolutamente da non fallire per la squadra, in questo caso in maglia giallo-blu, che parte all'attacco con questo calcio di punizione. La palla respinta dalla barriera finisce sui piedi di Di Salvo, che dopo 6 minuti spreca a pochi centimetri dalla linea di porta. Poi la palla recuperata ancora dal Lascari con Arena che si incunia al limite dell'area, cerca la porta col destro, la palla sfiora il palo alla destra dell'estremo difensore ospite. Poi continua ad attaccare la squadra di Grimaudo con questo cross che arriva da sinistra. Mocciaro di testa non inquadra lo specchio della porta, si affaccia per la prima volta in avanti la Luntina con questa palla messa fuori. Poi Micciulla con l'entrata durissima e l'arbitro che estrae il cartellino giallo, e il secondo della partita per il giovane classe 2004, che dunque guadagna con qualche secondo di anticipo gli spogliatoi. Anzi, in realtà al 34esimo del primo tempo arriva adesso il cartellino rosso per Micciulla in 10. La Luntina che da qui in poi sparisce letteralmente dal campo. Qui c'è questo cross per il colpo di testa e la palla che si stampa sulla traversa, il tentativo di portera, ma attenzione a quello che accade al minuto 42 con Monaco che si inserisce in area di rigore, cerca lo spazio, dribbla un po' di avversari, il suo primo tiro viene rimpallato, ma ancora Monaco con caparbietà e soprattutto con precisione. Minuto 42, passa in vantaggio il Lascari Cefalù, battuto Caruso, e dunque si sblocca la partita del comunale di Lascari con la rete da parte di Luca Monaco, ed è questa anche l'ultima emozione del primo tempo, che si chiude sul parziale di 1-0. Tutto da rifare per la squadra di Mister Dottore, che però nel secondo tempo subisce ancora gli attacchi del Lascari. Qui con Monaco che va a calciare, c'è la parata da parte di Caruso e poi palla che finisce in calcio d'angolo. Poi ancora attacchi da parte del Lascari con il lancio ancora per Monaco, il quale si inventa assist man per Danny Mocciaro, che torna dunque al gol. 2-0, minuto 51, si sblocca il bomber nuovamente tra le mani di Mister Grimaudo. Sul velluto il Lascari, che qui recupera un buon pallone con Jalot, minuto 65, poi la giocata ancora di Mocciaro che cerca di incunarsi, poi la palla rimane in area, ancora Jalot che ci prova ed è bravissimo Caruso a distendersi alla sua sinistra. Poi attacca ancora il Lascari Cefalù, è un monologo della squadra di casa, qui ancora con Monaco, ancora l'azione uguale a quella del 2-0, provoca il 3-0, segna ancora Danny Mocciaro che poi va ad esultare con i compagni, doppietta per lui, ma non è ancora finita per il bomber dell'Ascari. Intanto qui il calcio di punizione di Fazio, respinto dal portiere Caruso al minuto 80, poi all'87esimo, scopertissima la Luntina, il lancio per Monaco che viene steso all'interno dell'area di rigore. Il direttore di gara non ha dubbi, concede il calcio di rigore. Dal dischetto, dopo una lunga di rincorsa, si presenta ancora Danny Mocciaro per la tripletta, per il pallone portato a casa e per il 4-0 per un Lascari Cefalù che dunque allunga ancora nel parziale, ma come abbiamo già detto prima non è ancora finita. In pieno recupero ancora la palla lunga per Monaco, questa volta riesce ad andare via all'avversario, va a calciare la prima volta, respinge Caruso ma poi sul tap-in, e ancora Luca Monaco. 5-0, doppietta personale per Monaco che apre e chiude lo score di una partita mai in discussione per il Lascari Cefalù, che dopo il triplice fischio finale celebra il ritorno alla vittoria. E da Sportisir è tutto, alla prossima!